Il primo pezzo di questa sera si chiama Paolo, è una delle sue canzoni preferite. Buongiorno Italia, gli spaghetti al dente, un partigiano come presidente, con l'autoradio sempre nella mano destra, un canarino sopra la finestra. Buongiorno Italia con i tuoi artisti, con troppa America sui manifesti, con le canzoni, con il cuore, con l'amore, con più donne sempre meno suore. Buongiorno Italia, buongiorno Maria, con gli occhi pieni di malinconia. Buongiorno Dio, lo sai che ci sono anch'io. Tutti con me! Lasciatemi cantare con la chitarra in mano, lasciatemi cantare una canzone piano piano, lasciatemi cantare perché ne sono fiero, sono un italiano vero. Buongiorno Italia che non si spaventa, con la crema da barba alla menta, con un vestito gessato sul blu e la moviola la domenica in TV. Buongiorno Italia col caffè ristretto, le calze nuove nel primo cassetto, con la bandiera in tintoria, una 600 giù di carrozzeria. Come fa? Buongiorno Italia, buongiorno Maria, con gli occhi pieni di malinconia. Buongiorno Dio, lo sai che ci sono anch'io. Tutti con me? Lasciatemi così, con la chitarra così, lasciatemi cantare una canzone piano piano, lasciatemi cantare perché ne sono fiero, sono un italiano vero. Quanto era bella la nostra Italia, anni 80, 90. Lasciatemi cantare con la chitarra in mano, lasciatemi cantare una canzone piano piano, lasciatemi cantare perché ne sono fiero, sono un italiano vero. Buonasera, buonasera, lasciatemi cantare, sì, ma non da solo, ok? Quindi stasera cantiamo insieme, anche perché ci sono tante canzoni famose, qualche chicca, insomma, non sarò solo, tra un po' qui con me Amedeo going. Amedeo a Grillo che è qui pronto per di più che una scaletta, ragazzi. Amedeo Grillo, andremo a vivere momenti proprio di grande musica con Pino Daniele, con Nino D'Angelo, insomma, è lì. Stai mangiando una caramella, però una caramella, quella per la gola, per schiarire bene le corde vocali. Adesso però voglio portarvi, prima di presentarvi Amedeo, nel 1969. Nel 1969, dal 15 al 18 agosto, si svolse il concerto più bello della musica, dove la pace, dove l'amore e la stessa musica erano protagoniste. Sto parlando di Woodstock. Doveva finire venerdì, sabato, domenica, e poi in realtà finì il lunedì mattina, perché un po' la pioggia, un po' le tantissime persone arrivate. Pensate che all'inizio si era pensato di farlo pagare, anche se poco, quel concerto. Poi hanno deciso no, perché erano previste 50.000 persone, ne arrivarono 400.000. E adesso insieme voglio fare un salto indietro negli anni e rivivere un po'
quel concerto con un brano dove il protagonista è il vento di Woodstock in quei 3 giorni. E fa così. Io sono il vento e quel giorno ero là, c'ero per caso chissà, 3 giorni, 3 notti d'estate restai, sogni di suono gridai, poi l'ho guardati andare via, addio per sempre a questa gente, addio, mi hanno ripresi le città, il grande sogno si è diviso là, splendide strade, improvvisa marea, 1000 colori, un'idea, gente venuta dal mare, dal nord, io sono il vento e lo so, poi l'ho guardati andare via, addio per sempre a questa gente, addio, mi hanno ripresi le città, il grande sogno si è diviso là, l'erba si nutre di quello che ha, presto cresciuta sarà, l'ultima traccia sparisce da sé, il resto lo porto con me, e nel guardarli andare via, addio per sempre a questa gente, addio, li hanno ripresi le città, il grande sogno si è diviso là, 1000 le voci nell'aria con me, cantano ancora perché io sono il vento e quel giorno era là, c'era per caso chissà, 1000 le voci nell'aria con me, cantano ancora perché io sono il vento e quel giorno ero là, c'ero per caso chissà, 1000 voci nell'aria con me, cantano ancora perché io sono il vento e quel giorno ero là, c'ero per caso chissà. Che meraviglia! Potessi avere per un giorno la macchina del tempo, è lì che vorrei andare, a respirare il vero essere hippie. Avessero vinto loro gli hippie con le loro idee. Vabbè, ragazzi, 348 80 40 254 è il numero per tutti i vostri messaggi. Regia, andiamo già a leggerne 4-5, dai. Amedeo Grillo è pronto qui, ma prima 4-5 messaggi, vediamo un po' cosa mi hanno scritto. Per adesso i nostri amici a casa, ma continuate. Evviva Casa Peretti, baci, grazie Dani ed Alessandria, baci a tutti voi. Fate fuoco, ordino il generale, e i soldati... obbedendo agli ordini fecero uno stupendo falò, bruciando tutti i fucili. Wow, che bello se in questo periodo difficile accadesse davvero. Grazie come sempre Adriano, e salutiamo anche Fabrizio Caramagna. Guarda ragazzi, che roba, che frase stupenda. Grazie Adriano, grazie. Ecco Enrico, la luce di queste serate invernali, baci da noi, solo noi, dimmi che tu mi vuoi, solo noi. Ciao ragazzi, ciao Alfonsina, ciao Germano, ciao Enrico, saluti di Casa Peretti dal tuo amico
Andrea di Borgomanero. Ciao Andrea, ciao Borgomanero. Buona serata a tutti i perettini, un'altra ora di bella musica e serenità, aspettando la neve, che sto giro arriverà poca ma arriverà. Parole del piccolo grande Charlie, buon ascolto. Ancora un messaggio regia, nel frattempo ringrazio Charlie e lo saluto. Maria di Torino ci scrive: ciao Enrico e buona sera Amedeo, per cortesia da parte mia e con tutto il cuore potreste dedicare a mia mamma Giovanna, che oggi compie gli anni, una canzone che avete in scaletta stasera. Grazie infinite e grazie a te mamma di esistere. Buon compleanno. Allora facciamo gli auguri a mamma Giovanna, un saluto a Maria di Torino e allora sì, dai, la dedichiamo. Forse non la prossima, perché la prossima parla di tradimento e come ne parla bene Meneguzzi con questo brano. Con me, tutti! Sui muri di casa, te lo scrivo con petali rosa, che ho bisogno di te, che ho bisogno di te, il tuo strano silenzio mi pesa, ed è solo questione di tempo, sono pronto a qualsiasi confronto, chiedi quello che vuoi, dimmi quello che senti, però ricorda vero, che ti amo ancora vero, che ti ho tradita falso, è stato un gioco falso, io lì non c'ero vero, che sei la sola vero, che ti ho ingannata falso, se non mi credi giuro sulla mia vita, lascia stare ti prego l'orgoglio, non pensare che il mio sia uno sbaglio, questa storia per me è importante, per farla morire, cadere nel niente, ogni notte che passa un dolore, e lo so che anche tu ci sei male, ho bisogno di te, ne ho bisogno, che voglio gridare al mondo vero, che ti amo ancora vero, che ti ho tradita falso, è stato un gioco falso, io lì non c'ero vero, che sei la sola vero, che ti ho ingannata falso, se non mi credi giuro sulla mia vita vero, 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 falso. E adesso voglio sentire voi. Insieme. Vero, vero, falso, è stato un gioco falso, io lì non c'ero vero, che sei la sola vero, che ti ho ingannata falso, se non mi credi giuro sulla mia vita vero, che ti amo ancora vero, che ti ho tradita falso. Da credere o no? Non lo so. Che ti ho ingannata falso. E adesso è arrivato il momento. Preparo il suo microfono. Sì, l'altezza è questa. Signore e signori, Amedeo Agrillo. Ciao Amedeo, benvenuto. Buonasera a tutti, ciao Enrico. Tutto bene? Stiamo a posto? Stiamo a forma? Il microfono a posto? L'audio va bene? Speriamo bene. L'audio va bene. Ricordiamo il 348 80 40 254 il numero per i vostri messaggi, quindi fotografie, richieste, saluti al Pieretti, saluti ad Amedeo, mentre un altro numero per giocare nel secondo tempo al nostro giochino, ma ne parleremo dopo il prossimo brano, perché ci hanno tirato un po' le orecchie, mio caro Amedeo, perché non facciamo Vasco Rossi, non facciamo Vasco Rossi, non facciamo mai Vasco Rossi, perché non fate Vasco Rossi. E allora Amedeo Grillo, questa sera per voi. Non l'hai mica capito? No. No? Dai.
Scusa, non ho capito, vuoi ripetere che cosa vieni da fare? Di tanto importante da non poter proprio rimandare. Non mi dire, ti prego, non mi dire che devi solo studiare. È che sembra un buon motivo questo per non farti neanche sentire. Sì, ti ho capito, ti interessa più la scuola e poi del resto chissà come sei brava. Ma scusa, tra i vari interessi che hai, dimmi che posto mi dai. Ti voglio bene, non l'hai mica capito. Ti voglio bene, lascia stare il vestito. Ti voglio bene, non cambiare discorso da non scherzare. Ti voglio bene, smetti di giocare. Ti voglio bene, a un certo punto ti devi dare. Ti voglio bene, non puoi farti eternamente corteggiare. Scusa che me ne frega del vestito che hai, mi piaci come sei. Non mi devi trattare come tutti quei maschietti che ogni tanto ti fai. Chissà che cosa pagherei per poter vedere dentro quella testa cosa hai. E se mi stai prendendo in giro, guarda che ti giuro non ti perdonerei. Ti voglio bene, non hai mica capito. Ti voglio bene, lascia stare il vestito. Ti voglio bene, non cambiare discorso e non scherzare. Ti voglio bene, smetti di giocare. Ti voglio bene, a un certo punto ti devi dare. Ti voglio bene, non puoi farti eternamente corteggiare. Amedeo Agrillo, ti voglio bene Amedeo, ti voglio bene. Sì, ti ho capito, ti interessa più la scuola e poi del resto chissà come sembrava. Ma scusa, tra i vari interessi che hai, dimmi che posto mi dai. Ti voglio bene, non hai mica capito. Ti voglio bene, lascia stare il vestito. Ti voglio bene, cambiare discorso e non scherzare. Ti voglio bene, non capisci niente. Ti voglio bene, è un accidente. Ti voglio bene, nonostante tutto. Ti voglio bene. Ti voglio bene. Ma che bel brano, grazie per avercelo proposto Amedeo. Almeno così per un po' non mi scrivono perché non fai. Vabbè, l'abbiamo già parlato prima. Vieni con me sul palco perché andiamo a fare un riassunto qua dietro di te, un riassunto di ciò che tra un po' succederà, del nostro giochino, del numero di telefono, che è esattamente questo. Vai regia, vediamo un po' la grafica per ricordare ai nostri amici a casa che nel secondo tempo possono vincere un fantastico buono ristorante, un bellissimo buono salute e benessere. Basta telefonare al 378 40 80 506. Lo dico perché magari c'è qualcuno che per la prima volta ci guarda e quindi nel secondo tempo può provare a giocare con noi in diretta telefonando, ok? Amedeo, ai posti di combattimento qui in casa Peretti, è l'unico combattimento che mi piace. Sì, scusami, adesso te lo tolgo karaoke, regia, tanto parte un'altra canzone perché parte un brano bello, Nino D'Angelo, anche perché se non lo canti tu Nino D'Angelo, chi lo canta qui in casa Peretti? Certo, Nino D'Angelo, però sì. Per il titolo devi aiutarmi, perché io da buon conduttore, tu provaci, vediamo. Da buon conducente devo dire il titolo giusto, quindi ne faccio la presentazione. Signore e signori, una canzone di Nino D'Angelo dal titolo Nu Jeans e una maglietta. Nu jeans e una maglietta. Posto, bravo, canta Amedeo Agrillo. Se la cantavi tu ancora, dai. No, lascia perdere. Finiamo i nuovi mostri se la canto io nel giro di 2 giorni. Ma dai che alla fine ce la farai.
no jeans e una maglietta, una faccia questa buona, m'ha fatta innamorare questa semplicità. Ma tu non mi dai retta, dice che si guagliona e non ne tiene ancora le da fare. Tu 15 anni, ma sei già donna, anche se piccola d'età. Non sacci ancora nemmeno nome, e da me ti senti già. M'ha fatto innamorare quell'aria da bambina che tu hai. Non mi faccio aspettare, oddio ma vuole tu peccato fai. Ma fanno innamorare pure capisci smorfia che mi fai. Ma fanno giù attaccare, tu non capisci ma che mi fai. Chiameranno sta bocca, la stringi per mano, scriviamo insieme sto romanzo. Ma vado innamorare che colpa te si te voglio già. Tu sei guagliona ma chi sta amore non ci vuole dare. Perché non ti convince ancora una caccia? Dimmi che non ti piace, e questa è la ragione. Hai sotto chiarello, guardami pure in faccia, dici che sono pagliaccia, sfottuto di guaglione. 15 anni, ma sei già donna, anche se piccola d'età. Non sacci ancora nemmeno nome, e da me ti senti già. M'ha fatto innamorare quell'aria da bambina che tu hai. Non mi faccio aspettare, o tempo vuole tu toccata fai. Ma fanno innamorare pure capisci smorfia che mi fai. Ma fanno giù attaccare, tu non capisci ma che mi fai. Chiameranno sta bocca, la stringi in mano, scrivono insieme sto romanzo d'amore. Mi fatto innamorare con colpa te che si te voglio già. Tu sei guagliona ma chi sta amore non ci vuole dare. C'è ancora un pezzo? Facciamo insieme, non è finita. Vabbè, questo era Nu Jeans e una maglietta del grande Nino D'Angelo, per di più. Che belle immagini dietro di noi, sì, anche se un dubbio sempre un po' avuto. In che senso? Nei suoi film, no, dico, l'attrice principale che si innamora sempre di lui è sempre una bella donna. Vabbè, quella è normalità per tutti i film, dai. Sì, ma dobbiamo anche capire un po' la realtà, non è che dobbiamo anche illudere, cioè, no, calmi. Dai, non fare così, non è giusto. No, non è vero. Un applauso a tutti i film. Andiamo a leggere un po' di messaggi, Dai. Vai regia, vai. Ma poi beato lui, fossi anch'io il regista dei miei film, scelgo delle
delle cose bellissime che poi sulla fine. Viva Enrico, viva il maestro Amedeo, insomma viva Casa Peretti. Giovanni d'Alessandria, grazie, maestro. Grazie Silvia, grazie. Maestro. È troppo esagerato. Dai. Stefania da Rondissone ci scrive: ciao Enrico, ciao Amedeo, grazie per la compagnia, è bello farvi entrare nelle nostre case con la vostra musica. Un saluto grande. Grazie Stefania, grazie, siamo onorati. Ciao Enrico, ciao Amedeo, lasciatemi cantare perché ne sono fiero, sono un italiano vero. Bravo Enrico, questo brano di Cutugno è un po' una bandiera, non male la base rock. Un abbraccio a tutta Casa Peretti da Roby75, metti sul 13, ora lieta bene. Ciao Roby, grazie. Per di più, se non sbaglio, è un brano che era stato scritto per Celentano, sì, esatto. E poi Celentano ha detto: a me questa roba non piace, un po' come mi ha detto Paolo prima nelle prove, no, non piace, e l'ha dato sotto Cutugno, e da lì ne ha fatto un successo mondiale. Buonasera, scusate lo sfogo dell'altra sera per il lavoro, grazie della compagnia. Ciao Tiziana, ciao, bentornata in Casa Peretti, grazie. Richiedici un brano e noi volentieri te lo canteremo. Ciao Amedeo, sei bravissimo, buona serata a tutti. Rosalia, ciao, bacia Rosalia, grazie Rosalia a te. Per gli amici Rosalia. Forza Enrico, siete grandi, viva Rete 7, da Ilaria e Walter da Castellamonte. Dov'è Castellamonte, Amedeo? Dov'è Castellamonte? Dov'è? Nel Canavese. Sei sicuro? Sì, wow. Ciao Casa Peretti, buona serata, sempre al top, bentornato Amedeo con la sua bella voce. Michela da Torino. Grazie Michela, gentilissima come sempre, grazie Michela. Sempre, sì. Ancora un paio di messaggi regia, 2 per l'esattezza. Tanti saluti a Enrico Amedeo per la serata ricca di emozioni. Grazie. Ciao Lilli, grazie. Grazie Lilli, e salutiamo tutta Rorà. Grazie. Buona serata meravigliosi. Silvia da Montacciata. Ciao Silvia, grazie. Grazie Silvia, grazie. Adesso, visto che abbiamo fatto Nino D'Angelo, sì, restiamo in tema. Per par condicio, dai. Esatto, però dovremmo anche fare G D'Alessio, Finizio, eccetera. No, aspetta, ti spiego anche perché. Vai, spiega. Lui perché ha fatto sempre solo napoletano e poi si è convertito un po' sull'italiano, no? Chi? Nino D'Angelo. Esatto, Nino D'Angelo. Okay. Invece poi perché c'è stato Pino Daniele che ugualmente ha ricercato le stesse cose, quindi hanno una certa familiarità tutti e due, assolutamente. Quindi per par condicio. Fidati. Io per lei. Quindi per par condicio possiamo dire. Cantiamola insieme. All right. Sai che mi piaci quando muovi quella testa per seguire la musica, per trovare la carica. Sai che mi piaci con quella gonna stretta, quando muovi il fisico, il ritmo isterico che fa. Io per lei ho due occhi da
E adesso mi dispiace addirittura interromperlo questo sound. Però abbiamo degli obblighi molto belli, l'obbligo della pubblicità. Però, amici all'ascolto, Casa Peretti sta cercando degli sponsor, quindi se vi fa piacere mandateci un messaggino al 348 80 40 254, anche solo per una chiacchierata con Enrico Peretti, per sapere i prezzi, le modalità, i video come vengono realizzati. Se avete un'attività, io vi do un consiglio: provate un annetto a tenerci compagnia, insomma, niente di più. Pubblicità, torniamo tra 3 minuti E siamo. Bentornati in questa seconda parte, sono le 20:34. Ricordo che domani sera qui con me l'uomo dal papillon, dal farfallino d'oro, Claudio Jackie Music, altra grande puntata, tanta musica, tante canzoni belle da cantare insieme. Ma adesso vai con la grafica, regia. Abbiamo già un amico in linea, però voglio prima la grafica sul palco. 378 40 80 506 per giocare con noi. Pronto? Chi sei e da dove? Ciao Enrico, sono Alessio, chiamo da Vestignè, ci siamo sentiti ieri. Ciao Alessio da Vestignè, ieri è andata male, ieri non sei riuscito. Ieri è andata male. Allora, aspetta solo, fammi una conta fino a 5 perché ti sento in distorsione. Conta fino a 5 Alessio, per favore, grazie. 1, 2, 3, 4 e 1 fa 5. Ho aggiustato il mixer, molto bene, bravo Alessio, grazie per questo supporto tecnico anche tuo. Andiamo a leggere Andiamo a leggere la tua domanda. Vai Alessio, la domanda per te è questa qui. Vai regia. Quale di queste canzoni, facciamo anche un po' di gossip attuale, quale di queste canzoni sta facendo litigare Albano e Romina per la seconda volta? Secondo te ci sarà Felicità o Nel Sole? Stanno a litigare, io te lo dico. Felicità, esatto, perché Romina ha detto che non la sopporta più e Albano si è arrabbiato, ha detto: ma com'è la canzone che ci ha cambiato la vita e tu non la sopporti più. Bravo. La 1, la 2, la 3, la 4, la 5, la 6. Ma hai indovinato perché sei esperto di gossip o hai tirato a caso? Hai tirato a indovinare? No, l'avevo sentita questa notizia da qualche parte, sì. Bravo, vai. Non sono però esperto. Non sei esperto di gossip, ma esperto di stasera devi essere esperto di buste. Dalla 1 alla 6, quale preferisci? Vai. Allora, ieri era la 3, oggi facciamo la 2. Oggi facciamo la 2. Ieri era la 3, hai preso la faccina rossa. Oggi scegli la 2 e c'è un'altra faccina rossa, amico mio. Ho l'abbonamento. Hai l'abbonamento. Riproverò. Questo è lo spirito giusto che ci piace tanto. Riproverò. Assolutamente sì, riproverò. Però... Grazie e buona serata. Va bene, no, grazie a te. Ciao. Ciao. Mi dispiace così fortunato tanto. al gioco, fortunato in amore, dai. Mi dispiace che ne sappiamo, non ci ha raccontato niente, però insomma. Ce l'auguriamo. Però hai capito che Albano e Romina gira e rigira stanno a litigare per sta canzone. Guarda che c'ho il telefono che suona e non voglio far attendere. Pronto, chi sei? Pronto, chi sei? Da dove? Devi abbassarmi il volume della TV per cortesia, grazie. Sì, l'ho fatto subito. Bravo. Elisa, vai. Vai Elisa, abbassa il volume a 0 della TV. Siete voi. Aspetta. Siete voi. Avete preso la linea? Complimenti. Sì. Come ti chiami e da dove? Allora, sono Vincenzo, vi ho appena mandato la foto prima. Ciao Vincenzo, ciao. È la prima volta che giochi con noi? Sì. Ti sento emozionato. Da dove ci chiami? Da Torino. Da Torino. Allora, adesso hai una domanda, prova a rispondere in modo corretto. La domanda per Vincenzo è questa. Vai regia. Canzone della Vanoni. Rossetto e caffè. Rossetto e cioccolato o rossetto e fondotinta? La A, la B o la C? Vai Vincenzo. Dico la B. Rossetto e cioccolato. E dici giusto. E dici giustissimo. Rossetto e cioccolato. Bravo. E adesso la 1, la 3, la 4, la 5 o la 6 per vincere uno dei nostri fantastici premi. Vai. E qual è mo? La 1, la 3, la 4, la 5 o la 6? Vai Vincenzo. C'è la 2. Ok. Vai, devi abbassarmi. La 5. La 5. Oh, la 5. Oh, Vincenzo, da dov'è che ci chiami? Tu già da? Torino. Da Torino. E quindi io ti invito ad andare a Torino in centro, entrare dentro la
grandissima, fantastica Profumeria Sinatra, perché hai vinto hai vinto una gift card del valore di 50 euro. Bravo Vincenzo! Grazie, ragazzi. Bravo. Aspetta Vincenzo, aspetta. Elisa, però, vabbè, Ciao non importa. Elisa, aspetta Vincenzo, ho bisogno che tu mi mandi un messaggio al 348 80 40 254, quindi dei messaggi normali col tuo nome e cognome, cosa hai vinto, in modo che poi io ti possa chiamare per metterci d'accordo sulla consegna della gift card. Va bene. Grazie, complimenti, buona serata, ciao! Grazie. Ciao. Ciao, 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 ciao. Eccolo qui che la gift card. Ieri non hanno vinto niente, questa sera partiamo con la gift card. Bene, andata bene, bene. bene, della Come profumeria. dentro come fuori. E adesso, ragazzi, c'è ancora un premio lì in mezzo, eh? Vediamo un po' chi ci prova. Chi ci prova? Pronto? Chi sei e da dove? Pronto, ciao Enrico, Ciao. ci ho riprovato, sono Tino da Volvera. Oh, che bello sentirti. Ciao, Ciao carissimo. Tino. Salutiamo tutta anche Volvera all'ascolto. Ormai il gioco lo Ciao conosci già. Medeo. Ciao Tino. Eccolo. Eh, Andiamo a leggere la eccolo tua qua. domanda, Tino. Certo. Are sono you qua pronto. ready? Are Ti metto you questa ready, linea. Tino? Are you ready, Tino? È facile questa Are you sera. ready? È relativo per Tiziano Ferro, blu, rosso o giallo? È relativo per Tiziano Ferro. Il Rosso, il rosso. tuo è un rosso Perfetto. relativo, Buon senza cattivo. macchia d'amore, ma adesso. Bravo! 1, 3, 4 o Grazie. 6? 1, 3, 4 o 6? Oh. 6. Oh, 6. Ah. Allora, noi- tutto bene ragazzi? Noi siamo nel posto più bello del mondo, quindi va tutto alla stragrande. Meno male. Sei goloso? Direi proprio di sì. No, non me lo dire Enrico. Ti piace il mangiar bene? Perché non si vede. Non lo so, in televisione? No. Perché ti invito ad andare alla grandissima osteria Vai. Rabezzana, perché hai vinto un buono sconto del valore di 50 euro. Osteria Rabezzana di Torino, bravo! Alleluia. Bravissimo, Che Tino. fortuna. Fai dei saluti. Ok. Grazie Enrico. Ciao raga, fai dei saluti, era riferito a te, nel senso, vuoi salutare qualcuno? Ma voglio salutare tutti voi e Amedeo per la sua fantastica voce. Ti ringrazio. E tutta Rete 7, tutti, va. Grazie Tino. Grazie a tutti. Ciao. Ciao. Voilà, hai visto? 3 buste questa sera, 2 vincenti. Ieri 3 buste, nessuna. Fa parte della vita, dica. Adesso cosa facciamo, scusa? Adesso ci raccontiamo qualche barzelletta, Se qualcosa. hanno vinto tutte in Ma fretta. secondo te, vieni giù che cantiamo, dai, che facciamo anche cantare loro. Nel frattempo arrivano ancora delle telefonate, ma abbiamo finito i premi questa sera, quindi torneremo a giocare da domani, mi raccomando, insieme a Claudio Jackie Music. Umberto Tozzi. Tozzi. Cantiamo Tozzi. Donna, Ah, ci sta ascoltando. amante mia. Non lo sapevo. Un brano fantastico. Mi raccomando, all'ascolto, cantatelo insieme a noi. Come cresce bene il nostro amore, non lo voglio abbandonare, questo timido germoglio, pelle di velluto, non ti sveglio io, con il freddo della brina, penseresti ad un addio. Ma non sono a prendere i vestiti e ad uccidere il passato, ora ci sei tu, donna amante mia, donna poesia, scoiattolo il marito ti scaldare e dal mattino tu eri donna. Se vedessi te vinto bene, sarebbe troppo
se non è con te. Donna amante mia, donna del buio, scoiattolo al marito che farà, e chi si accorgerà che sei donna. Io ti cercherò, dolce amante mia, ma ti conosco, mi dirai di no, e qui sulla tua porta io ci morirò. Io ti cercherò, dolce amante mia, ma ti conosco, mi dirai di no, e qui sulla tua porta io ci morirò. Bravo Amedeo, bravo, donna amante mia, una tonalità difficilissima, una canzone anche molto particolare. Bravo, Anche perché bravo. poi alza anche di quel mezzetto di tono ancora, ma va Bravo, bene, perché però- a me piace questa. Devo dire che la voce c'è, la voce di Amedeo Ringraziando c'è. Dio, dai. Bene, andiamo a finire i messaggi di questa sera. Forza ragazzi, però non ne sono arrivati tantissimi, devo tirarvi un po' le orecchiette, magari, vabbè. Ciao Enrico, sempre complimenti per Casa Peretti, un saluto all'immenso e grandissimo Amedeo, sempre complimenti, voce stupenda. Ciao Fabrizio di Quarona, ciao Fabrizio. Grazie Fabrizio, gentilissimo, grazie. Fabrizio. Buonasera Enrico, volevo fare un saluto grandissimo a due persone speciali, Amedeo che ora è al microfono, e Patti da Gio Bufala. Voilà, ciao, Gio, ciao grazie, Gio Bufala, ciao. salutiamo Gio Bufala, bravo Gio. Ti ringrazio, ciao. Ciao ragazzi, ciao. Con il ragazzi, simbolo, una il canzone. simbolo di Vin. Ciao ragazzi, ciao. Celentano. Ormai appuntamento fisso, tutte le sere si canta con voi. Un saluto ad Amedeo, un abbraccio a Enrico. Grazie Sonia, grazie. Ciao Sonia, grazie. Grazie. Io mi ricordo ancora, aveva mandato un video che mentre ballava la sigla addirittura, quindi fantastica. Ciao, vi sto ascoltando. Buona serata Ivana da Orbassano. Grazie Ciao Ivana, Ivana. grazie altrettanto. Grazie Ivana. Spero che tu stia anche cantando con noi. Ciao Casa Peretti, ciao Enrico Veretti e Amedeo Grillo. Vi mandiamo una buona serata da tutti noi, da Stefano, Alberto, Gianluca, la bellissima Michaela e da Baruccio. Buona serata Antonio Pricce Rivalta. Ciao ragazzi. Ciao a tutti, buona serata. Buona serata e buon lavoro se siete ancora all'interno del bar. Bentornato Amedeo. Ti stiamo aspettando con Enrico, Alessia e Valentina per il gemellaggio Bagnacauda Babà e Sfogliatella Riccia. Titti e Giovanni, dobbiamo organizzare perché altrimenti tra un po' la Bagnacauda ha una scadenza, più, esatto. ha una scadenza annuale, nel senso secondo me fino a febbraio va ancora bene, Dai, poi a marzo se riusciamo ce la facciamo, dai. Pensare che anni fa io ero al mare Costa Azzurra, a Ferragosto ho fatto la Bagnacauda, proprio una follia. Ciao Peiretti, sono Emilio, il grande Amedeo non guarda per aria, lui è un grande. Ciao Amedeo, non guardare. Ciao, grazie Emilio, ciao. Non ho capita, ma va bene. Ciao Enrico, ciao Amedeo, un saluto da Simone da Borgo Sesia. Grazie, Simone. Grazie Simone. Poi che abbiamo? Ciao Enrico, bentornato. Amedeo, sei un grande. Non sei Chiunque firmato. tu sia va bene, Non sei grazie. firmato, ma ringraziamo lo stesso. La canzone Le donne lo sanno di Ligabue, grazie. Tiziana da Pinerolo, va bene. La mettiamo in programma, probabilmente già domani sera. Vai.
Ciao Enrico e ciao Amedeo, con la canzone di Nino mi hai fatto ritornare indietro di quegli anni. Quando guardavi i suoi film, Amedeo, la tua voce è melodia per le nostre orecchie. Un abbraccio da Betta. Wow. Grazie Betta, saluta anche Tino. E chi è che non guardava i film di Nino D'Angelo? Io mi ricordo che quando non andavo a scuola, che inventavo che avevo la febbre, mal di pancia eccetera, giravo i canali e lui al mattino c'era sempre. Mitico Amedeo, un bacione da Daniele Luca da Ceva. Ciao, grazie ragazzi. Ciao Ceva, ciao. Grandi, bellissima serata. Fabrizio da Govone. Grazie Fabrizio. Ciao Govone, ciao Fabrizio, ciao ragazzi, un saluto da Simona e Alan di Collegno. Ciao Simona, ciao Alan, ciao Collegno. Grande Amedeo, bravissimo, chiunque tu sia. Mi spiace non poter dire a chi però. Daniela da Ceva. Vedi, tu chiedi, tutto ciò che chiedi ti sarà dato. Vedi la regia, scritto anche Daniela da Ceva. Bravo Enrico in regia. Grazie, allora, facciamo dai. anche un applauso a Enrico in regia. Anzi, ne approfitto che manca ancora un po' per fare un applauso a tutti i tecnici di Rete 7. Non abbiamo sempre lo stesso regista, ma Sì, anche quello è vero. ognuno di loro dà sempre il massimo perché la mia trasmissione, la nostra trasmissione sia godibile, sia una trasmissione fresca, con delle cose belle da sentire, delle cose belle da vedere. Quindi grazie Rete 7. Adesso, ciao a tutti, voi siete fantastici, un bacione grande Gabriella, Stefano e guarda la Milli. Oh Milli ormai è la cagnolina di Casa Peiretti. C'è chi ha altri. Questa è la nostra cagnolina. Assolutamente, ce ne sono tanti da cagnolini. Blasone ci ha già fatto un pensiero, poi ho spiegato determinate cose che un gatto e una cagnolina non si può. Quindi adesso io ringrazio Amedeo Grillo per il suo tempo e voglio cantarvi un brano che parla proprio di cosa uno prova quando canta. Perché io quando canto sono contento. Pupo, burattino, telecomandato! Ho girato tutto il mondo ma non saprei dire con chi sono stato. Se chiamami burattino, un ritorno della cuffia, scusami, rifacciamo. Un ritorno, scusami regia. C'era un pulsante su, ci siamo. Il bello dal vivo. ho girato tutto il mondo ma non saprei dire con chi sono stato. Se chiamarmi vagabondo oppure burattino telecomandato. Quante volte mi son chiesto ma perché lo fai? Non lo vedi che di amici veri non ne hai? E tra mille delusioni ho cercato sempre di sentirmi su. Ma quando canto io sono sincero più che mai. Sono contento soltanto in mezzo a tutti voi. E voi non vendo fantasia ma momenti della vita mia. E vorrei sentirmi libero di dare un bacio e regalare un fiore. Mi farei le foto proprio come quando andavo in gita con le suore. Forse troverò una donna che mi amerà, di un amore che non pensa a tutto ciò che avrà. E un amico che mi ascolta quando sono triste o voglia di parlare. Insieme a me. Ma quando canto mi scordo. Ciao Barbara, ciao Diego. E quando canto io vivo in mezzo a tutti voi, perché di questa vita mia non voglio farne solamente un disco e via. Ma fra mille delusioni ho cercato sempre di sentirmi su. Che bello quando scrivono, stai cantando la nostra canzone. Grazie. Ancora una volta insieme, dai. Ma quando canto io sono sincero più che mai. Sono contento soltanto in mezzo a tutti voi.
Finiamo così, dai. Ancora 2 messaggi, vai, leggiamo, vai regia. Vai. Ciao Emilio. Lei mi ha fatto innamorare, ma che la sera là, a me piace troppo buona. No, non l'hai capito ma non si può innamorare, che lei è cattiva rinto. Ciao Loredana, ciao Tino. Dai, io voglio lei è pazza di me, mi ha detto che mi vuole bene, sai che prima di te. Ciao Fabrizio, ciao Pietro. Non sa cos'è l'amore, bam 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 bam, il cuore mio fa bam 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 bam, bam 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 bam, lasciala sta, che niente te può dare. Ma sono innamorata e che già fa, e con lo sguardo mi ubriacherà, dice che va bene solo a me, solo a me, solo a me per sempre. Tu sei innamorata e che già fa, lei non è sincera, lascia sta, dice che va bene solo a te, chiama a me dopo mezzanotte, è fatta con la bacchetta magica, tutta una sua logica, vuole solo me nel cuore, pazza una strega un po' malefica, si presenta timida è quella che non è. Lei mi ha fatto innamorare, ma come si può fare? A te che servi in pensiero, no, ma che te cazzo a fare? Tu non ti innamorare, ti spoglio un po' non si innamora. Bam 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 bam, il cuore mio fa bam 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 bam, bam 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 bam, lasciala sta, che niente te può dare. Ma sono innamorata e che già fa, con lo sguardo mi ubriacherà, dice che va bene solo a me, solo a me, solo a me per sempre. Tu sei innamorata e che già fa, lei non è sincera, lascia sta, dice che va bene solo a te, chiama a me dopo mezzanotte. A posto così, grazie. Basta, direi che bam bam. Io la farei, la prossima volta la facciamo così. Bom 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 bom. Bom 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 bom. E questa sera Casa Peretti finisce qui. Grazie per averci ascoltato. Grazie a tutti. Ci vediamo domani per una nuova puntata dalle 20 alle 21, sempre in diretta. Ciao Amedeo. Ciao Enrico, buona serata. Ciao regia. Ciao ragazzi. amici a casa. Bacio.